Di nuovo in onda con il Condominio Risponde, la nostra diretta del giovedì pomeriggio con ANACI, amministratori di condominio. Qui presenti abbiamo Giorgio Cambruzzi, socio fondatore ANACI, l'avvocato Paolo Alvigini, direttore centro studi ANACI. Vi pongo un caso che ci è stato segnalato via mail. Vado? Mai. Ho un negozio di scarpe a Jesolo, a proposito dell'esempio che faceva lei prima. Sopra di me c'è una grande terrazza alla quale si affacciano gli appartamenti del primo piano. A ottobre 2021 ho subito delle copiose infiltrazioni e l'amministratore ha provveduto a farle eliminare, ma attendo ancora l'eliminazione dei danni subiti. Con sorpresa, a fine aprile mi ha notificato un conto da capogiro, affermando che per legge devo pagare i 2/3 della spesa, che è solo mia, però 3 anni or sono per la revisione del tetto mi ha chiesto la mia quota. Eccoci qua, è proprio il caso che purtroppo è proprio la risposta l'ha già dato. Cosa devo fare? Il titolo della trasmissione odierna è proprio quella di questo ingiusto sistema di riparto. L'avvocato Alvigini dice: io leggo il codice, applico il codice, quello che è sotto paga i 2/3. Io dico il buon senso, no, siccome è derogabile vado a ripartire i 2/3 fra tutti i condomini, compreso il negozio e compreso quello che calpesta la terrazza. Vero Alvigini? E quindi è così, cioè l'avevamo detto anche prima. Sembra, no, non è così semplice. No. No, nel senso che l'articolo 1126 prevede la ripartizione di 1/3 a quelli sopra e 2/3 a quelli sotto, se la terrazza o il lastrico solare, come lo vogliamo chiamare, funga da copertura dell'edificio. Se invece, come mi par di capire dal quesito che è stato posto, il lastrico o terrazza copre solo un piano, una unità, si applica l'articolo 1125, per cui metà dei costi per ripristinare, quindi eliminare le infiltrazioni, sono a carico di quello sopra e metà a carico di quello sopra. Guadagna un quarto. Beh, insomma, dai. Cornuto e mazziato però. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Ecco perché Zan farà in maniera che vada chiarito che se è un lastrico solare gira e rigira è comunque un tetto. È come se fosse il tetto per quelli sotto. È un tetto. Allora devono pagare per cui tutti. Pagano tutti. Come per il tetto tradizionale. Esatto. Allora c'è un'altra domanda che è arrivata che è molto particolare, molto interessante, che riguarda il bonus 110, è sempre un argomento molto in voga. Per il nostro condominio abbiamo già fatto tutte le carte per il 110, i lavori dovrebbero partire tra circa 3 mesi. Cosa è successo? Nell'accordo è già confermato che ci sarà la sostituzione delle caldaie dei nostri appartamenti, ma oggi la mia caldaia è andata del tutto e devo immediatamente sostituirla. È possibile già inserirla nel 110 o devo pagarmela? Avvocato? No, penso proprio di sì che sia possibile farlo. Se la pratica è già istruita, sì. Sì, perché no? Sì, anche se i lavori iniziano tra 3 mesi? Sì, no, mi pare di capire che abbiano già deliberato, che quindi... Sì. Hanno già appaltato i lavori e a posto. Quindi perché no? Si tratterà di anticipare e poi finiranno il lavoro quando lo finiranno, direi proprio di sì. Bene, no, perché condivido, stranamente condivido. Condivide. Allora, della stessa palazzina a fianco hanno deciso di mettere a posto qualche piccola creppa e con l'occasione ripitturare gli esterni. Vogliono cambiare il colore degli esterni. È giusto usare un colore diverso da tutto il super condominio? Se solo alcuni? Allora, è un problema. Mi rifaccio a Gio Ponti, l'architetto di grande fama 50 anni fa, che fu chiamato in giudizio perché in un fabbricato da lui progettato e realizzato, per dispetto, ognuno ha messo una tenda di colore diverso, di foggia diversa. Chiamarono Gio Ponti perché desse una risposta a quesito che erano insorti alcuni per dire dobbiamo farle tutte dello stesso colore. E Gio Ponti disse assolutamente no, è bello che sia tutto di colore diverso, di fogge diverse, perché danno vita al condominio, il che significa che è soggettivo il fare o non fare. Certo è che se, adesso io non so nel caso di specie se sia una casa a schiera o che se sono case a schiera sarebbe assurdo colorare quello che ha fatto l'intervento con un colore diverso. È come se un fabbricato, uno cambiasse la tapparella, normalmente sono grigie e lui la mette nera.
è un pugno di un occhio. In tutti i regolamenti è scritto che, pur essendo di proprietà privata, le finestre e gli avvolgibili devono mantenere la foggia iniziale. Non so nel regolamento del signore, del telespettatore che ha scritto, se il regolamento del loro condominio prevede qualche cosa al riguardo, perché allora taglierebbe la testa al toro, non ci sarebbero discussioni. Assolutamente. Il buonsenso impera sempre. Non si sbaglia mai andando col buonsenso. Col buonsenso sì, è che dopo lei deve sapere l'interpretazione del buonsenso è sempre soggettiva anche sì, lì, perché una norma che non male è scritta, il buonsenso... Però ecco, l'amministratore, secondo la filosofia di Padova, è quella che l'amministratore non deve essere solo quello che fa i conti, che compra al minor prezzo il prodotto valido e lo distribuisce poi pro quota ai condomini. L'amministratore ha una funzione sociale, cioè quello di essere un conciliatore, un mediatore, deve evitare in tutte le maniere che ci siano delle ripicche all'interno del condominio che poi sfociano in stalking, sparate. Bisogna avere l'avvertenza di far morire sul nascere ogni contestazione velleitaria tra i condomini. Assolutamente. Ultima domanda, perché poi dobbiamo chiudere. Abito in un appartamento di una delle 6 palazzine che fanno parte di un super condominio. Deve essere rifatto il tetto della palazzina a fianco alla mia. Devo concorrere anch'io alla spesa? Allora, a me è capitato che un cliente viene da me, era un super condominio però di attività commerciali, per cui erano capannoni. E lui aveva tolto l'amianto sul suo immobile e l'aveva sostituito, ha pagato. Poi viene in ufficio e dico hai fatto bene, normalmente capita, ognuno mi dice tu sei il proprietario, sì, però leggi il regolamento di quel complesso precisava che tutti concorrono alla ripartizione del tetto, per cui abbiamo fatto la richiesta agli altri pro quota delle quote che lui aveva anticipato. Quindi è rientrato? Sì, lui è rientrato, però bisogna verificare cosa dice il regolamento, certo. Perché altrimenti il codice civile dice che chi ha un uso esclusivo, il gruppo di condomini che ha l'uso esclusivo, le scale per esempio, quando sono più anni in scala, ognuno paga la pulizia, la luce, l'ascensore della propria scala, non sono gli altri che partecipano. Certo. Però bisogna leggere il regolamento. Però deve essere un regolamento contrattuale, sì, esatto. Perché se è un regolamento assembleare non vale. Se fosse assembleare, Alvigini mi insegna che nessuno l'avrebbe approvato. Perché? Che io pago il tetto tuo. Ma assembleare non serve, non può modificare la legge. No, ma io dico... Quindi no, sono più fabbricati appunto distinti. Lui dice che se fosse stato solo assembleare non sarebbe mai stato approvato. Invece contrattuale... carta canta. No? Carta canta e via andando. Io sono stato fortunato perché ho recuperato i soldi. Però se va in assemblea è certo che i condomini non sono così ritardati mentali da provare che se tu ti fai male sono io che pago le tue spese. Che io concorro alle spese, sì, no, il caso peggiore poteva essere quello che io mi ero pagata al mio e dopo non avevo chiesto niente a nessuno perché non sapevo che nel regolamento era scritto. Poi gli altri si fanno i lavori, mi chiedono i soldi, mi tocca pagare i loro dopo che loro non hanno pagato il mio. Invece lui è riuscito almeno a rientrare delle spese. Sai dove succede questo? Sulle case a schiera, dove uno fa il 110 e gli viene a costare niente, e gli altri che non hanno aderito a fare il 110 gli hanno già detto quando faremo veniamo a prendere i soldi da te. Ecco, perfetto. Siamo in chiusura, grazie a Giorgio Cambruzzi, socio fondatore ANACI, per essere stato con noi. Ecco, volevo precisare che noi tutti i giovedì pomeriggio diamo delle spiegazioni e suggerimenti a coloro che hanno desiderio di avere telefonando al nostro numero di telefono che è il 049 650 391, fissa l'appuntamento e uno dei nostri esperti dà le spiegazioni. 650 391, giusto? Sì. 049 il prefisso. Grazie anche all'avvocato Paolo Alvigini, direttore del Studio ANACI. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento a giovedì prossimo. Ancora buonasera a tutti. Risponde. Arrivederci. Buonasera. ANACI Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore ANACI, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.